di Nacoletta e di Apola, fuori concorso, di ogni concorso, lei scrive poesie. Una volta una mia amica mi ha detto sono pensieri, no poesie. Allora, lo sanno tutti che quest'anno Ciccio e Liliana si sono sposati in chiesa, ma è diventato Ciccio ecclesiastico. E allora mi ha ispirato una poesia, l'atmosfera che c'era in quel momento, perché è stata particolare, un matrimonio particolare, diverso dagli altri, veramente. Allora, un matrimonio di Ciccio e Liliana, si vistono a volare tanti farfalle di tanti colura, e come era tutto, scusate ho sbagliato, si vistono a volare tanti farfalle nell'aria, erano di tanti colura, come erano tutti i tipi di persone che c'era l'elegantuna, la sempliciuna e magari la famosa, ma che sta non si sa, la musca non si posa. L'amore si sentiva però trionfare fra tutti noi e fra le persone che c'erano venute a tagliare, perché Ciccio e Liliana li vogliono davvero bene e magari a mia me l'hanno insegnato a camminare e con un matrimonio fare funzionare. E vabbè, la soggettività prende. Salvatore Conti, vieni con noi, cosa ci conti?